Bentrovati amici a questa nuova puntata di Parliamone che abbiamo intitolato Sono giovane e vado in chiesa. Con noi Alessio Scandura, ben trovato, Scandura con una R, e al mio fianco come sempre padre Salvatore Bucolo. Grazie per essere ancora una volta qui insieme. Vado in chiesa, sono giovane, ci sono dei luoghi comuni che ci dicono che in chiesa ci vanno solo le persone anziane, le donnine, i pensionati, ma invece sono tantissimi giovani che vanno in chiesa. E questo è un annuncio abbastanza provocante. Oddio, non nego che c'è una grande presenza di gente adulta anziana, però se ci guardiamo intorno ci sono tanti giovani che vanno in chiesa perché cercano di capire qual è il piano di Dio, e la presenza di Alessio, che è qui con noi, ci aiuterà un po' a smontare questo luogo comune, a vedere che essere giovani significa essere pienamente cristiani ed andare in chiesa. E infatti Alessio, intanto possiamo dire due paroline di te. Tu già a 15 anni hai lasciato la famiglia per la tua formazione, hai una bellissima professione, non ne possiamo parlare, quindi non diciamo cosa fa Alessio, ma non è niente di, di peccaminoso ovviamente, però non ne possiamo parlare. Alessio però a 15 anni per questioni proprio di studio hai lasciato la tua famiglia, quindi hai vissuto lontano dalla Sicilia. Tutto questo cosa ha comportato per te nella tua vita e anche nella tua vita spirituale? Ma sicuramente il fatto di stare lontano da casa in qualche modo potrebbe dare l'impressione che uno possa rischiare di allontanarsi dalla fede. Effettivamente può essere un pericolo il fatto di perdere punti di riferimento, però in realtà poi lo stare lontano a volte può darti invece, può schiarirti le idee e farti capire cosa veramente conta, e quindi per assurdo quei punti di riferimento, più che perderli, diventano per te dei pilastri fondamentali. Quindi nel corso dei miei anni fuori casa per me la fede è stato un grande punto di riferimento, al punto che fondamentalmente ogni chiesa per un cristiano è casa tua. Eh sì, perché tu per questioni poi anche di lavoro, non solo di studio, hai cambiato tante città, quindi in ogni città hai dovuto trovare un po' non tanto le tue radici, ma altre, come dire, degli amici, ti sei dovuto creare un po' il tuo ambiente. Sì, sicuramente. Il fatto di condividere la fede, il fatto di condividere un percorso di valori e comunque fondamentalmente la fede nel Signore ti permette in qualche modo di condividere tanto e di sentirti un po' a tuo agio, di sentirti a casa con un prete, con una persona, con un ragazzo come te che va in chiesa, anche una persona completamente dall'altra parte del mondo, per assurdo. Ma la fede si dice che sempre che è un dono. Ecco, i tuoi genitori inizialmente, perché già stiamo dicendo che a 15 anni già non vivevi più con i tuoi genitori, però ecco, quel seme lo hanno gettato i tuoi genitori o lo hai ritrovato tu dentro di te? Sicuramente i miei genitori, la formazione fa tanto, quindi i genitori, il fatto che i genitori ti stiano vicino ti aiuta tantissimo a vivere la fede. Però poi la fede a volte la riscopri forse nel momento in cui ne hai più bisogno, quindi deve essere un percorso tuo, cioè non te la possono inculcare, poi la devi vivere dentro. Hai vissuto delle esperienze molto entusiasmanti ed è quella del Giubileo. Hai sempre guardato a queste giornate mondiali della gioventù dove tanti giovani si riuniscono. Tu hai avuto recentemente proprio l'esperienza del Giubileo. Ecco, ritrovarsi tanti giovani insieme, cantare, suonare, faticare insieme perché c'è tanta strada anche da fare, stare sotto il sole. Ecco, cosa ha voluto significare per te? Per me è stata un'esperienza, penso, la più bella della mia vita, nel senso che ho vissuto una condivisione, un'unione bellissima con persone veramente da tutt'altra parte del mondo. Io porto qualche ricordo, questo è lo stendardo del Giubileo, e ci sono stati momenti importanti, il momento dell'adorazione eucaristica per esempio, nel quale più di 1 milione di giovani pregavano e lodavano il Signore, e un silenzio
disarmante. Questo silenzio che fa contrasto col chiasso di tutti i giorni, veramente un silenzio assordante, si potrebbe dire, bellissimo. E pregare a fianco a un congolese o a uno spagnolo, ballare con un brasiliano, cantare con un argentino, un qualcosa di meraviglioso. Cadono le barriere, Don Bucolo, cioè questi ragazzi parlano lingue diverse ma li accomuna la fede in Dio. Esatto. E quindi si ritrovano fratelli, si ritrovano neanche a dover spiegare più di tanto i loro percorsi, perché sono, come dire, incanalati in un'unica grande autostrada, diciamo. Io posso confermare, perché ho avuto anche la grazia di partecipare a questo Giubileo dei Giovani, perché ho accompagnato un gruppo di ragazzi della parrocchia di San Giovanni Galermo. Arrivare lì a Torre Vergata è stato abbastanza faticoso, per tanti motivi, perché si camminava sotto il sole, con lo zaino. L'evento iniziava nel pomeriggio, ma già la mattina si era lì sotto il sole cocente, no? E l'adorazione di cui parla Alessio è questa adorazione durante la veglia la sera. Eravamo lì, tutti accampati, col sacco a pelo, e i miei ragazzi della parrocchia erano distesi a terra perché stanchi, sfiniti. Nel momento in cui, e lui lo ha appena accennato, nel momento in cui è stato esposto Gesù Eucaristia, io mi sono sorpreso perché i ragazzi, da che erano distesi, stanchi e ci stava, si sono alzati e inginocchiati dinanzi all'Eucaristia, cosa che non avevo mai visto fare, né poteva essere, glielo dicevo io, ho detto no ma c'è Gesù, metti in ginocchio, no, il prete che deve dirti quello che deve fare. No, loro si sono messi in ginocchio, e vedere questo milione di giovani, di tutti i colori, di tutte le parti, vivere questo momento di preghiera, di silenzio, di adorazione è qualcosa di straordinario, e questa diversità è data dall'unità in Cristo. Il fatto che sentivano questa fraternità universale, perché chi incontra Cristo, tutti coloro che incontri sono fratelli e sorelle. È così, Alessio? Assolutamente sì, sono stati dei momenti belli nei quali questa cosa io l'ho sentita, l'abbiamo sentita tutti quanti, e persone con cui apparentemente potresti non condividere niente della tua vita, in realtà con quelle persone in realtà poi ci condividi tanto, perché magari incontri una persona di un posto sperduto, e il solo fatto di avere entrambi la fede, di poter parlare lingue diverse ma la stessa lingua, in realtà ti fa sentire bene, ti fa sentire suo fratello. Ma vi siete scambiati, come dire, delle esperienze, Assolutamente. Avete raccontato un po' di voi, vi siete raccontati gli uni che gli altri? Sì, sì, assolutamente, ci sono stati dei momenti in cui raccontando le nostre esperienze, conoscendoci con alcune persone, si è creata una bella fratellanza. Ci sono stati momenti in cui, per esempio, qui ho portato una bandiera che indica, esatto, perché poi quello che ci sono mi è delle successo. Amicizie che durano anche nel tempo, no? Ecco, cosa ci hai portato adesso? Vediamo. Questa è una bandiera dell'isola Curaçao, ecco qua, vediamo se si vede, spero. Ah sì, la stiamo vedendo. Niente, praticamente questa è una bandiera di un'isola a nord di Venezuela, l'isola Curaçao, e ho incontrato questi ragazzi e io tenevo la bandiera della Sicilia, e il piacere era di appunto lasciare un ricordo, qualcosa, e mantenere i contatti con questi ragazzi, con queste persone, ed è bello perché porti qualcosa di te dentro di te anche quando poi te ne torni a casa e ci pensi un po' con nostalgia, sicuramente, una sana nostalgia, ed è meraviglioso perché ti lascia qualcosa, ti lascia un bel ricordo. Ci siamo scambiati anche dei rosari, dei braccialetti, qualcosa insomma che ti possa in qualche modo ricordare. E tu cosa hai dato loro? La bandiera Io gli ho dato la bandiera della Sicilia e loro mi hanno dato la bandiera delle isole Curaçao. Poi ci siamo sentiti su Instagram, ci siamo mantenuti in contatto,
loro mi hanno mandato la foto della bandiera che noi abbiamo, questo screenshot, Curaçao dell'isola, sì. dell'isola. Vediamo se la regia riesce a mostrarcelo, questo screenshot della... Sì, praticamente io gli ho dato la bandiera della Sicilia, loro se la sono portati e poi alla fine su Instagram mi hanno mandato ecco la foto della bandiera della Sicilia. La bandiera della Sicilia proprio davanti alla loro chiesa. Sì, nella parrocchia lì, nelle isole Curaçao, Santa Famiglia Youth, ora, non ricordo bene, ma sono lingue ovviamente distanti da noi, comunque dei posti così sperduti apparentemente, ma con i quali in realtà condividi tanto. Io ho appeso la bandiera dell'isola Curaçao che custodisco con grande gioia, l'ho appesa a casa mia. Mi raccontavi che loro erano molto legati a questa bandiera, che addirittura si sono consultati prima di dartela. Assolutamente. Erano una ventina, una trentina di ragazzi delle isole Curaçao, dopo aver gioito dell'incontro e siamo un po' raccontati, gli ho chiesto ovviamente in inglese se volessero scambiarla e si sono riuniti questi 20-30 ragazzi e sembrava quasi una riunione serissima. Molto importante, cioè dovevano prendere una decisione molto importante, ma questo ci fa capire anche il legame con la propria terra, quanto sia importante. Forse noi lo mettiamo un po' in secondo piano, invece ci sono dei popoli, dei ragazzi che invece hanno questo forte attaccamento alla loro terra, alla loro bandiera, quindi è stato un gesto di grandissima generosità quella di questi giovani nel voler dare ad Alessio questa bandiera, che è un pezzo importante per loro, sì, un simbolo proprio di identità molto forte, però poi avete fatto questo bellissimo scambio. Io vedo una cosa molto bella, perché in un momento attuale lacerato da guerre tra popoli, di appartenenze e etnie diverse, vedo qui dei giovani che ci testimoniano la reale possibilità, perché in realtà non è che hanno rinnegato la propria identità. Il fatto che Alessio diceva si sono un po' consultati, no? Perché è normale l'appartenenza a una propria patria, a una propria nazione, non bisogna annullare, ma questa appartenenza non crea barriere, non crea muri, tant'è vero che poi si sono donate queste due bandiere e di fatto mantengono questi rapporti. Quindi in qualche modo potrei dire in modo forte: i giovani ci insegnano che la pace tra popoli è possibile, ma non come assenza di guerra, ma comunicazione di una bellezza, di una fraternità, a tal punto che si vede Alessio parlando di loro, il suo cuore, il suo sguardo gioiva, perché ha fatto un'esperienza che sicuramente lo ha segnato e che sicuramente lo segnerà nel modo di vivere le relazioni con gli altri. Quindi possiamo dire il Giubileo dei giovani diventa anche un seme di speranza per la pace nel mondo, e i giovani ce lo insegnano concretamente. Bene, andiamo in pubblicità, ci fermiamo solo per qualche istante e poi continueremo a parlare con Alessio. Sono giovane e vado in chiesa, questo è il titolo della nostra trasmissione. Ne stiamo parlando con Alessio, che ci sta raccontando la sua esperienza fatta durante il Giubileo dei Giovani del 2025. Ma per proseguire, prima di proseguire il nostro dialogo con Alessio, vogliamo proporvi un breve video che è stato realizzato. Ora vi faccio vedere cosa significa essere giovani cristiani oggi. Ecco, grazie Alessio, tu hai voluto realizzare questo piccolo video proprio per introdurci all'argomento, ne stiamo già parlando da diversi minuti. Dicevi, questo giubileo ti ha fatto capire che c'è molto di più
nel mondo di quello che sembra, perché i ragazzi spesso venite definiti come delle persone superficiali, che pensano solo al divertimento, che magari vanno a questo giubileo così tanto per stare insieme, per fare un po' di baldoria, e invece tu ci stavi raccontando, ci dici che invece c'è un forte sentimento che vi accomuna, che è quello della fede. Trasmessa come? Perché tu nel tuo video dici in chiesa ci si annoia, però tu cacci via questo termine, perché tu dici non ci si annoia a messa. Assolutamente. Il Giubileo è ovviamente un evento sporadico, capita ogni 25 anni, come anche la Giornata Mondiale della Gioventù, che è sulla stessa riga, sulla stessa falsariga, ma capita ogni 4 anni. Sono eventi particolari nei quali appunto esplode questa dimensione di fratellanza. Però nella quotidianità andare in chiesa è tanto altro. Andare in chiesa significa avere un momento di conforto, un momento di riposo per riguardare la tua giornata anche agli occhi della vocazione o di ciò che tu dentro senti. Quindi andare lì e pregare, confessarsi, fare la comunione, adorare il Santissimo Sacramento, sono dei momenti che ti aiutano a riflettere e a stare in contatto con una parte spirituale che spesso rischiamo di dimenticarci. Il fatto di avere un prete al quale confessare le tue paure, col quale confessarti, quelle cose che ti hanno turbato, quelle cose che senti di aver sbagliato, il fatto di nutrirti della parola, nutrirti del cibo spirituale, l'Eucarestia, il fatto di avere degli amici con i quali condividere tanto. E poi ovviamente in chiesa incontri tante persone, incontri tante realtà. Non sono tutti santi quelli che vanno in chiesa, ma incontri anzi persone che sentono il bisogno sperano di diventare santi, sperano di ripulirsi, perché magari anche a volte... Certo, è un cammino chiaramente la fede, la conversione. Don Bucolo, Alessio ha toccato dei punti molto interessanti e importanti. Ci ha spiegato il valore della messa, della celebrazione eucaristica. Molti dicono, vabbè, io prego a casa, io credo in Dio, prego a casa. Ma Alessio da giovane ci sta dicendo cosa in realtà si va a trovare. Esatto. Perché questo parte, anche ascoltando tante altre parole che lui ha appena detto, la prima cosa, il fatto che lui si sente veramente ascoltato. Se il giovane viene in chiesa, se i giovani vengono in chiesa, la primissima cosa è il fatto che c'è qualcuno che ti ascolta veramente, che ti accoglie, che ti guarda, che ti apre le braccia, che sta davanti a te, che ha il tempo di stare con te, quindi l'ascolto è fondamentale. Una volta che il giovane è ascoltato, poi la Chiesa parla, dona parole che il mondo non ti dona, quelle parole che illuminano il cuore, quelle parole che ti danno la possibilità di vedere le cose in modo diverso, non in modo bigotto o in modo chiuso, in modo che non ti porta a nessuna parte, quindi si fa l'esperienza di una parola con la P maiuscola. Questo ascolto, questa parola poi diventa comunità, comunione. Attenzione, la celebrazione eucaristica, e qui anche dovremmo anche forse un po' lavorare nell'evangelizzazione, non è un momento privato in cui io mi ascolto la messa, mi faccio la comunione e me ne torno a casa. No, sì, ok, c'è anche questo, ma è un momento di comunità, è un momento di condivisione in cui ci sono delle persone, ci sono delle relazioni, c'è una comunità che celebra quel mistero grande. Tant'è vero che il momento clou di una messa è la comunione, che non è prendersi la comunione. Sì, prendiamo la comunione, ma diventiamo comunione tra di noi. Ecco, quanti giovani fanno esperienza di questo, la Chiesa non diventa più un dovere o quasi quasi una sola appartenenza religiosa perché mio padre, mia madre, ma diventa il luogo in cui il giovane ritrova veramente se stesso e ritrova anche quella carica per fare le scommesse della propria vita. E il fatto anche che
Alessio diceva poco fa che la fede è un dono, no? È come dire, io ho questo anello rosario che tengo dal giorno in cui sono ordinato prete, mi è stato donato, ma potevo lasciarla a casa, potevo non metterlo più, e invece ce l'ho con me. Questa è la fede, è un dono che però lui tiene con sé, lo custodisce, lo accompagna nella sua vita e lo porta a vivere in modo pieno quello che lui è, pur sapendo, ed è anche bellissimo quanto lui dice, non è che andare in chiesa significa che non cado nei peccati o non sbaglio, ma infatti il cristiano non è colui che non sbaglia, è colui che nell'errore si rialza. La cosa importante non è non sbagliare, attenzione, sto dicendo che allora, vabbè, fa niente, sì, ok, ci sono degli errori, però la novità è che non esiste un errore, non esiste un peccato in cui in Gesù Cristo non si possa rialzarsi, o forse la parola più opportuna è risorgere. Io posso risorgere in qualunque caduta mi ritrovo perché Cristo è risorto dalla morte e risorto dal peccato. Alessio, come ti relazioni con i tuoi coetanei che però non vanno in chiesa e non hanno fede in Dio? A dire la verità, ho tanti amici che sono atei e a volte il confronto diventa veramente bello anche con chi non crede, perché vedi ovviamente un modo, seppur diverso a volte, di vedere la vita, poi alla fine vai a ritrovarti a confrontarti con le stesse identiche domande, che tu sia ateo, che tu sia credente o di qualsiasi altra religione, le domande che ti spingono, per i quali tu bruci dentro, sono sempre le stesse. Tutti quanti, atei o meno, cerchiamo la nostra vocazione, qualunque essa sia, tutti quanti cerchiamo risposte a quelle domande che ti danno, che ti fanno sentire vivo. Quindi in realtà la relazione anche con chi non crede può essere profonda e ti può dare tanto. Quindi in tante occasioni mi è capitato di avere amici sia credenti che non, che ti possono dare un qualcosa. Ma secondo me tu con la tua vita stimoli anche, come dire, curiosità in chi non crede, perché ti vede sereno, ti vede tranquillo, vedono che vai in chiesa, che hai fede, quindi io immagino che ci siano dei tuoi coetanei che invece si sentono un po', fra virgolette, provocati da questo tuo, da questa tua fede, no? Forse vogliono anche capirne di più. Sicuramente. Si avvicinano a te per capirne di più, oppure ti allontanano perché pensano che tu non fai parte della loro vita. No, sicuramente il fatto di andare in chiesa, di avere fede, dall'esterno apparentemente può sembrare un qualcosa, dipende, in certi ambienti può sembrare un qualcosa di strano, no? In realtà in tante occasioni no, non necessariamente io nella mia vita di tutti i giorni sono il massimo della gioia, ho anche i miei momenti di sconforto, solo che per me la fede è, come posso dire, un qualcosa che dà un significato diverso, o comunque che ti permette di avere nel momento che doni anche a te stesso di riflessione, di congiunzione con te stesso, ti permette di vivere diversamente ciò che ti accade, e quindi le persone che magari non credono possono essere incuriosite magari dal modo in cui affronti le cose o dalle risposte che ti dai. Quindi in alcuni casi sì, mi sono capitate persone che magari sono incuriosite, dici, ma io questa cosa la vivo in maniera totalmente differente, ma sai, c'è anche questa strada, c'è anche questa alternativa. A me questa alternativa, la fede, mi sembra un'alternativa validissima, che dà significato a tutto. C'è anche chi magari dice, no vabbè, per me siete tutti fanatici. Tu non solo non l'hai persa, ma sei riuscita ad andare in chiesa e a messa anche nelle varie città, quindi pur non avendo amici magari in quella determinata parrocchia e chiesa, perché magari ti ritrovavi appunto per ragioni di studio o di lavoro in un'altra città diversa da pochi giorni, però tu lo stesso andavi lì chiaramente perché trovavi l'amico con la A maiuscola, no? Sì, sicuramente anche il fatto stesso di aver avuto, di
di rimanere fuori casa e conoscere nuove realtà mi ha dato delle sfide importanti, mi ha posto delle sfide importanti. Ho avuto anch'io dei momenti di crisi nella fede, ma questo non mi ha impedito di continuare a coltivarla. Anch'io ho avuto la mia, tra virgolette, crisi adolescenziale quando inizi un po' ad annoiarti. Poi però la fede, quando inizi ad essere in difficoltà, quando inizi a perderla, poi la ritrovi nel senso più vero. A volte serve perderla quasi la fede. Ti deve deludere tutto. Pensavo la risposta di poco fa, perché dico, un giovane che stranamente va in chiesa, è cristiano, prega, cosa dicono gli altri? In realtà Alessio ci dà una testimonianza importante, e cioè non che sono indifferente, però non è il punto il fatto che loro vengono o magari possono allontanarsi da me. Io sono me stesso, mi relaziono a loro, ho la mia gioia, non ho alcuna intenzione di creare proseliti, ma nel caso vivo la mia relazione umana con loro, perché il vero cristiano, questo lo vedo anch'io come prete, non è importante che vengono o non vengono in chiesa, ma il fatto che so creare relazioni significative. Poi il Signore sa se la persona si interrogherà o magari verrà coinvolta, ma quella è opera del Signore. Ma avere questa libertà nelle relazioni, il fatto che Alessio è se stesso e che mostra la gioia di essere se stesso ed è aperto a tutti, questo, a mio giudizio, è il vero Vangelo di Gesù Cristo. Grazie Don Bucolo e grazie anche a te Alessio. Ringrazio ovviamente la regia e voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.